Dal libro Serie ospedaliera, ristampato in edizione economica con altro titolo, che è La libellula. Vorrei leggere alcune poesie. Queste sono state scritte in montagna con una vaga sensazione di scrivere o imitare il genere canzonetta. Naturalmente sono invece molto più complesse, ma la mia sensazione era soggettiva. Poi se riesco a rendere l'idea, si vedrà. Seguito dalle mosche, credendomi svenire, ti ritrovai dall'altra parte del monte, che in inclinazione seguiva le mie inclinazioni, ad essere perfetto cittadino. Seguendomi le mosche, perfetta la missione al bene, mi svegliai, tormentata da tormentosi dubbi, se venire o avere pace nella giustizia. Mosche non parerono dubitare di questo mio stato d'ansia e dubbiose s'attaccavano al bottone. Sempre seguita da mosche, tornando a casa vidi la finestruola sporgersi dal caveggiato vuoto. Pace allora, in quella cameretta, un animale benissimo ci vive. Io vedo ancestrali dei dal tetto e le bande del paese in costume rosso e blu insegnano: v'è giustizia storta come un ramo, mosche avevano creduto di pentirmi. Note che sorgono abissali dalle frange delle passioni rimpicciolite al punto di sembrare veraci. E poi con un coltello le sdoppio e le decanto, credendomi fiera al mercato. E poi con l'altro lato del coltello ne sfinisco i bordi, temendo che nascesse una nuova melodia, a irrimediabilmente compromettere il mio sonno. E non ne nasce alcuna nuova confusione, ma un alternarsi di esaltazioni che dipingono la mano che si profuma d'estate, credendosi di nuovo fiera al mercato. Io non ricordo quale nota svegliò in me quel lamento di sentire in sé più voci, le miserande, mentre cantando con l'ABC scorsi piovere minestre dai tuoi occhi. La musica comunque fa la sua parte e nell'intendimento di essa risiede la mia passione che contorcendosi si dipinse ugualmente spaventata dal lutto dei suoi grandi occhi e della canzone.